Questa mattina Franco Jacopi, il presidente del Consiglio regionale, ha convocato la stampa per fare un bilancio dell'anno che sta per chiudersi. Sentiamo che cosa ha detto nel servizio di Antonio Di Bartolomeo. Nel 2015 sono state 26 le leggi approvate dal Consiglio. Prevale l'iniziativa legislativa della Giunta, ma 6 progetti di legge arrivati fino in fondo sono venuti direttamente dal Consiglio. Tra questi il ritorno del cosiddetto reddito di cittadinanza è riservato alla fascia della popolazione più povera e socialmente ai margini. Altre novità normative hanno riguardato immigrazione, sport e cultura. Dopo un breve accenno ai tagli e ai costi della politica, un tema ormai consolidato, ha detto, Franco Jacopi si è soffermato sull'importanza del regionalismo nel sistema politico-istituzionale italiano. Parole dette anche in qualità di coordinatore nazionale dei consigli regionali, carica ottenuta proprio quest'anno. Chiaro riferimento a quell'area di neocentralismo che si respira a Roma. Io credo che il regionalismo nel nostro Paese non possa essere archiviato semplicisticamente perché qualcuno pensa che sia meglio governare tutto dalla dimensione centrale dello Stato. Il nostro Paese non è fatto così. Da parte sua un pungolo alla Giunta per replicare con più costanza le interrogazioni e interpellanze dei consiglieri che hanno avuto un tasso di risposta compreso tra il 30 e il 45%. Jacopi ha inoltre sottolineato l'importanza di partecipare al processo decisionale dell'Unione Europea per non doversi poi lamentare di norme calate dall'alto. Infine un ringraziamento ai gruppi politici per aver collaborato costruttivamente ai lavori consigliari.